perché inutile stare qua incasinarmi a testa quando una roba che mi viene 10 volte sui passi e capito? Robe che in italiano può fare di una cagata, una canzone che mettevo anche a 2-3 perché volevo che tutto fosse al dettaglio, capito? Non era da scampare niente. E da là ho detto, ascolta, io ho già fatto dei pezzi in dialetto, mi sono fatto una domanda proprio un mese dopo fa e mi sono domandato, ma perché un artista, cioè perché ti pubblichi una canzone? Cioè perché te vuoi farla sentire agli altri, no? E ora là mi si è scattato, ho detto sì, ma se mi vado a farla piacere agli altri bisogna che vada, tra virgolette, quello che fa gli altri, capito? Però ho detto, ma con l'hip hop non so, buon sa vedere agli altri, cioè, neanche mi ero messo a provare a mettere a fare una roba di quel che faccio adesso in dialetto, capito? Mi veniva tanto difficile e mi sentivo un pagliasso perché mi sentivo anche un fiampista, capito, dell'hip hop. Certo. E ora ho detto, cambiamo, basta, perché mi fusiso qua e robe che dico, e se sempre qui, mi sono rotto i coglioni, basta. Ho detto adesso faccio una canzone in dialetto e butto fuori, solo scrivendo, cioè mi sono divertito, capito? Ma non sei come una canzone in italiano che ho messo, come ti dicevo prima, 2-3 capito? Mi ho cattato una base sul giro a farla grande, mi ricordo, sul giro di 3 ore, mia, l'ho scritta.